Arrivare gradualmente alla normalità, si era detto, ma spinti dalla voglia di tornare a vivere normalmente, si corre adesso il rischio di vanificare qualcosa. La mascherina, ad esempio, è stata di grande aiuto nel contenere i danni. Usarla, al di là dei fastidi, è servito. Abolirla quando si è all'aperto potrebbe essere una decisione accettabile, non lo è invece assolutamente per quanto riguarda gli ambienti chiusi, come potrebbero essere i teatri. E infatti nell'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza, in vigore dall'11 febbraio e fino al 31 marzo, viene spiegato che le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie, fatti salvi protocolli e linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici, mentre all'aperto le mascherine si dovranno indossare solo in caso di assembramenti, il che significa che la mascherina si dovrà portare con sé per essere pronti all'uso. Che ci sia voglia di normalità non ci sono dubbi, ma bisogna procedere con prudenza, visto che i numeri si mantengono alti, soprattutto in Sicilia. Grazie al cielo, dovendo credere agli esperti, come è giusto che sia, ci avviamo verso la fine dell'incubo, verso l'uscita dal tunnel, siamo cioè sulla buona strada. Tornando alle mascherine, molti continueranno ad usarla, anche all'aperto, figurarsi al chiuso, perché è legittimo avere paura e scegliere di conseguenza di tutelarsi in autonomia.